Sono circa 14.000 le imprese sarde che tra il 2017 e il 2021 hanno investito in prodotti e tecnologie green, numeri che piazzano la Sardegna al 12° posto in Italia nella graduatoria regionale delle aziende che puntano sulla sostenibilità per la loro crescita. A dirlo l'ultimo report dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha elaborato i dati Union Camere e Simbola relativi alla green economy nell'isola degli ultimi 5 anni. Beh, investire nel green è l'economia del futuro, quindi ci sono tutte le nuove imprese che hanno iniziato a fare gli investimenti dai materiali di riciclo dell'economia circolare fino ad arrivare nel settore dei trasporti, della logistica, all'acquisto di veicoli elettrici o l'autoproduzione di energia. E sono tantissimi, ma anche nuove tecnologie di meccanismi di produzione dove subentra anche il digitale. Quindi ci sono tantissimi settori che rappresentano l'innovazione e sono pilotati, comandati da tanti imprenditori che riescono già ad avere una visione green. La provincia più green in Sardegna è Cagliari, con circa 6.000 imprese, e seconda Sassari, con quasi 5.000 aziende, seguite nell'ordine da Nuoro e Oristano. Un comparto economico in continua evoluzione che dà lavoro nell'isola a circa 32.000 addetti, per il quale Confartigianato Imprese Sardegna chiede anche l'impegno da parte della regione. Per migliorare le prestazioni e le performance di questa classifica chiediamo alla Regione e a tutti gli enti che preposti sia sul digitale che su diverse diciamo, attività specifiche dell'impresa di creare sempre più misure e fondi affinché le imprese possano investire in green e avevano il supporto perché le imprese appunto hanno necessità di migliorare le loro performance attraverso anche dei fondi che aiutino l'impresa a stare in piedi in questo momento di grandi investimenti e sicuramente i frutti come li stiamo vedendo adesso li vedremo anche in futuro